L'ottava meraviglia del mondo è senza dubbio la pizza. I napoletani, grazie alla loro creatività, hanno realizzato questa specialità diffusa in tutto il mondo. Io sono sempre stato amante della pizza e ora che preparo la pasta per fare il pane con la pasta madre, ne approfitto e mi faccio le pizze in casa, nel mio forno a legna, e posso anche dire che le nostre pizze hanno una altissima digeribilità. Gli ingredienti per preparare la pasta sia per il pane che per le pizze sono 1 chilo di farina di grano tenero, 1 chilo di semola di grano duro, 400 grammi di lievito madre, 1 litro e 200 di acqua, 80 grammi di sale. Iniziamo col mischiare semola e farina, poi aggiungo il sale e continuo a mischiare. Di tanto in tanto aggiungo un po' d'acqua. Quindi un po' alla volta aggiungiamo il lievito madre e continuiamo a impastare. Quando l'impasto è più omogeneo, trasferisco la pasta sulla spianatoia e continuo a lavorarla con vigore. Quando poi l'impasto è ben lavorato, me lo trasferisco nella scifedda, noi la chiamiamo scifedda, è un contenitore di terracotta, e lì incomincio a fare quella che noi chiamiamo saspongia, ovvero mi bagno le mani con dell'acqua tiepida e col pugno continuo a lavorarla sino a quando l'impasto diventa bello, umido e caldo allo stesso tempo. Finito questo, lo copro bene, quindi lo lascio lievitare per almeno 14 ore. Dopo che è avvenuta la lievitazione, incomincio a preparare i panetti senza smontare la lievitazione. La infarino un pochino e la ripiego su se stessa al fine di ottenere i panetti per fare le pizze e i panetti più grandi per fare il pane. Depongo i panetti su una tovaglia infarinata e lascio lievitare per ulteriori 3 ore. Ricordatevi di ricoprire i panetti con delle coperte o qualsiasi altra cosa possa aiutare i panetti a lievitare meglio. Dopo 3 ore finalmente posso spianare i panetti per fare la pizza. Ho trovato dei funghi in giardino, i nostri funghi vengono chiamati tuvora, è una sorta di prataiolo molto più consistente, ha il gambo più grosso e ha un gusto abbastanza deciso. Sulla base di pasta metto il pomodoro, un po' d'olio, un pizzichino di sale e la mozzarella tagliata a pezzi, infine il fungo appena colto e tagliato. Poiché facciamo diverse pizze ogni qualvolta prepariamo la pasta per il pane, abbiamo pensato anche di fare i calzoni perché sono molto più pratici da conservare in freezer. Quindi quando non si ha voglia di cucinare, si ha desiderio di mangiare una pizza, basta andare su in cucina, aprire il freezer, metterla a scongelare la pizza o mettere a scongelare il calzone e si riscalda poi nel fornetto. Avevo preventivamente preparato il forno circa 2 ore prima, quindi ho infornato le pizze e questo è il risultato. Dopo aver infornato le pizze ho provveduto a fare il taglio sul pane civraju e l'ho infornato e l'ho lasciato cuocere nel frattempo che la mia famiglia
mangiava la pizza. Anche il pane civraju è stato fatto con metà semola e metà farina e il risultato mi pare ottimo, grazie soprattutto alla collaborazione di Irene che è sempre attenta, e vi diamo appuntamento comunque per la prossima ricetta. Ciao a tutti da parte mia. E da parte mia. Ciao ciao. Ciao.